Assessore, inaugura oggi questa mostra che rinsalda i legami con la Serbia. Quali i prossimi sviluppi per Aquileia? Diciamo i prossimi sviluppi per Aquileia a continuare su questo passo di queste mostre importanti che hanno avuto l'occhio del mondo, direi, è potuto concentrarsi qui e vanno soprattutto sulla gestione di tutte le aree, quindi sullo sviluppo del sito come importanza archeologica e non solamente di epoca romana, e quindi grandi investimenti che si stanno facendo per altri 20 milioni di euro. Quindi sicuramente è un momento particolarmente entusiasmante, presente favorevole, in cui dobbiamo continuare a conciliare la promozione del sito, i rapporti internazionali, in questo caso poi con la Serbia, storicamente una nazione amica del nostro paese e in modo particolare una nazione che ha importanti rapporti sia economici che diplomatici anche con la nostra regione e contemporaneamente però anche concentrarci sulla parte archeologica, anche qui magari anche coinvolgendo le università straniere anche di questi paesi che abbiamo coinvolto per quanto riguarda le varie esposizioni. Quindi un momento favorevole, un momento in cui dobbiamo rilanciare gli scavi, rilanciare soprattutto la valorizzazione e utilizzando tutte le risorse umane culturali di tutti i paesi che hanno fatto parte dell'antico impero romano, che hanno esperienze e che possono dare un contributo importantissimo dal punto di vista degli studi. Presidente, qual è il significato di questa nuova esposizione nel solco delle mostre sull'archeologia ferita? Ma questa si colloca accanto alle mostre dell'archeologia ferita perché non tutta l'archeologia porta pezzi che in qualche modo hanno subito o dei danneggiamenti o delle distruzioni o l'oblio della storia, ma questa non è collegata a un fatto recente, episodico, dunque diciamo, appartiene a un filone accanto a quello dell'archeologia ferita che vuole soprattutto lavorare con i paesi mediterranei, i paesi dei Balcani e far percepire al visitatore quanto forti erano i contatti con l'antica Aquileia. Aquileia era sulla via della Serbia, come tutte le grandi città balcaniche entravano in Italia attraverso la porta di Aquileia e questo ha lasciato dei segni tanto da loro che ad Aquileia e credo che sia sempre interessante vederlo. È un messaggio tra virgolette politico alla Serbia. Da tanti anni parliamo di ingresso della Serbia nell'Unione Europea, sappiamo come le cose stiano subendo dei grandi ritardi, noi vogliamo dire che la Serbia per noi è Europa. Vogliamo far capire che con la Serbia abbiamo delle memorie condivise importanti, delle memorie culturali, delle memorie storiche che ci legano a questo paese dal punto di vista culturale più che con altri paesi europei più lontani con cui 2000 anni fa o 1600 anni fa ci sono stati meno contatti, meno traffici. La Serbia era una i siti archeologici serbi di Felix Romuliana, Sirmium, Viminacium erano dei partner strettissimi di Aquileia e credo che questa mostra faccia percepire bene questo fatto. Presidente, un altro successo per la Fondazione Aquileia, a che cosa si sta lavorando per la prossima esposizione? Prima di tutto dobbiamo capire se il conferimento dei 2 musei di Aquileia alla Fondazione, della totalità delle aree e di altri immobili importanti, ci consentirà di ricavare il tempo, le energie per organizzare altre mostre in tempi brevi. Questa è la quinta mostra in 2 anni e mezzo, una ogni 6 mesi è una cadenza direi molto impegnativa. Dobbiamo vedere quanto ci prenderà il lavoro di assorbimento di quello che il Ministero dei Beni Culturali ci ha passato recentemente. Stiamo pensando già da tempo a una mostra di pezzi iracheni nel ciclo Archeologia Ferita perché il grande museo di Baghdad è stato devastato a seguito degli avvenimenti che conosciamo e soprattutto i restauratori italiani, i tecnici italiani, gli scienziati italiani hanno aiutato molto a ricostruire le collezioni, a rimettere in buone condizioni molti pezzi danneggiati, per cui vorremmo approfittare di questa conoscenza umana, di questo rapporto di lavoro preesistente per riuscire a fare una grande e bella mostra di pezzi iracheni. Direttore, quali capolavori un visitatore non deve perdere quando viene in questa mostra? Ma indubbiamente non deve perdere la testa di Galerio che è qui alle mie spalle, non deve perdere la testa di Costantino che viene dal suo luogo di origine, da Niš, non deve perdere dei capolavori di artigianato artistico come gli elmi di Berchesovo che sono dei veri capolavori nell'arte bellica di età romana.
sono tutte testimonianze di un territorio che nei periodi del IV secolo d.C. ebbero una centralità incredibile all'interno dell'impero, e qui si giocarono molte volte i destini dell'impero stesso fino poi al suo tracollo con le invasioni barbariche. La cosa molto particolare è che in ogni parte di questa mostra c'è l'attenzione al fasto cerimoniale di questo esercito. Sì, assolutamente. L'attuale Serbia corrisponde ad un territorio che ha dato ben 18 imperatori nell'antichità, nella tarda antichità, in stretta veramente conseguenza l'uno all'altro, per cui evidentemente le città natali di questi imperatori hanno goduto dell'omaggio che questi imperatori hanno fatto ad esse, e quindi conservano delle testimonianze incredibili proprio dell'apparato di propaganda, dell'apparato di pregio che le corti degli imperatori portavano con sé.